Oggi incontriamo Francesco, o meglio conosciuto come Marisa, in quanto tu principalmente stereotipizzi attraverso dei video su TikTok la tipica nonna veneta. Come ti è nata questa idea? Vuoi a parlare? Cosa vuoi dire? Vuoi a parlare? Allora, come è nata l'idea? Diciamo che l'idea è nata tantissimi anni fa, non con i video, ma scherzando con i miei amici. È nata in particolare dopo una recita delle elementari, dove la maestra di italiano ha avuto l'illuminante idea, siccome parlavo sempre in dialetto veneto, anche all'asilo, di fare questa rivisitazione di Cappuccetto Rosso. Ovviamente a chi sei che ha fatto fare a nonna? A me. E sta nonna si chiamava Marisa. Da lì tutto un susseguirsi degli amici che dopo eravamo in classe insieme, mi metteva in giro questa nonna Marisa, ed è nata, da lì ho preso il nome Marisa. Dopo, essendo un ragazzo diciamo particolarmente casalingo, nel senso che pulisco, lavo, stiro, cucino, e i miei amici ovviamente mi hanno rietichettato ancora più nonna, e da lì un giorno dovevo andare a lavoro e ho detto adesso faccio un video a caso. Ho fatto un video dove provavo a imitare sta nonna veneta, e da lì è partito tutto. Ma tu segui qualche tradizione? Segui qualche nonna in particolare? Cioè i contenuti come ti vengono? Allora, qualche tradizione in particolare veneta credo siano tante da descrivere, ma credo che tutti noi che abitiamo in queste zone, in tutto il Veneto, magari inconsciamente seguiamo tradizioni venete. Una tradizione che può essere veneta, come no, è ad esempio che vado a ballare liscio, però... E i contenuti tra magari le vicine, tra i parenti, tra qualche parola esce, quindi poi di conseguenza escono anche i video. E perché la scelta degli occhiali rossi? La scelta degli occhiali rossi è stata una cosa puramente casuale, nel senso che nel momento in cui ho deciso di fare i video volevo dare a sta nonna un tocco di classe, e quindi i primi occhiali che mi sono saltati in mano che avevo a casa erano quelli rossi che ho utilizzato. L'unico problema è che non avevo visto quanti gradi erano 3 gradi e mezzo. Da lì parte il fatto che me li metto nella punta del naso. Hai aperto poi anche uno shop online con prodotti targati proprio Marisa. Come mai? Sì, anche le magliette diciamo che è stata una cosa abbastanza improvvisa, anche questa, come tutto il percorso che ho fatto con i video, perché mai avrei pensato di arrivare a tanto. E un giorno mi è stato proposto di fare queste magliette, di aprire questo shop online di gadget firmati a faccia di Marisa, e da lì mi collego anche col dire che sta benedetta Marisa si è mossa anche molto nel sociale. Infatti sotto Natale di quest'anno abbiamo fatto delle lotterie con le maglie, con i cappellini, dove il ricavato di queste lotterie non è andato, nel senso andrà perché tante persone hanno partecipato a queste lotterie, e quindi una volta concluse andrà a una cooperativa sociale qui della zona, insomma. Ma com'è che avviene principalmente un tuo video e soprattutto quali sono i luoghi in cui giri? Allora, diciamo che i video che faccio io sono molto spontanei, nel senso che più volte ho detto anche, mi è successo di fare ad esempio uno spettacolo sempre per beneficenza. Ho sempre detto che se avessi un copione molto probabilmente non riuscirei a fare questa parte, proprio appunto perché quando faccio un video ovvio che magari ci penso un po' prima a quale può essere l'idea, come farlo, però quello che devo dire parte proprio nel momento in cui parte il video, quindi diventano molto spontanei e talvolta anche diventano poco impegnativi, nel senso che avendo già un lavoro, riuscire a gestire il tutto, se dovessi preparare un copione, sarebbe molto più complicato. Invece essendo abbastanza spontaneo, nel senso quello che mi passa per la testa dico, è molto più semplice. Come location, località, 9 volte su 10 sono a casa mia, specialmente nella mia cucina, e proprio appunto perché sono fatti nel momento, quindi quando torno a casa in quei 5-10 minuti faccio il video, e
essendo video non preparati, non particolarmente studiati, solitamente chi ho vicino entra nel video, che sia da mia zia, da mia vicina del casa, dai miei amici, rendo partecipe chiunque dei video. E i tuoi genitori e i tuoi amici invece come vivono questo tuo successo? Allora, i miei genitori sono contenti, ovviamente orgogliosi, nel senso non è un grandissimo traguardo, però comunque è una cosa che, come il pensiero che ho io è che non è in quanto fare l'influencer o qualunque sia l'etichettatura di queste cose, perché non mi vedo come un influencer e neanche come una persona famosa, però avendo iniziato a fare i video in un periodo come quello che abbiamo passato tutti col Covid e avere avuto tante persone che mi hanno detto guarda, grazie a te ero chiusa a casa, c'era sto Covid e tutto, che mi hanno detto guarda, vedendo i tuoi video mi hai fatto fare una risata, mi hai fatto passare le giornate, è una cosa che ti gratifica molto di più di quel che può essere magari le visualizzazioni o i follower, che fanno piacere però non sono l'obiettivo che ho quando faccio i video, nel senso che lo vedano 20 persone o 20.000 non mi cambia. E il tuo target principalmente sono giovani o adulti? Hai anche persone che magari ti fermano per strada? Allora, questa cosa qua mi ha lasciato molto di stucco, nel senso che vedo, ovviamente facendo i video, conosci tante persone che come me fanno i video, e una cosa che ho notato, un riscontro che ho notato nei video che faccio io è che è un pubblico molto ampio, nel senso partono dai bambini piccolissimi che vanno all'asilo, tante volte magari vengono a trovarmi in negozio, mi trovano in giro e mi dice sai tu che mi fio che dice Sacramento all'asilo, e dico infatti a volte sto attento a cosa dire nei video, perché magari dopo i potei ripetere, mi sento anche in colpa. E oltre ai bambini poi passiamo alla fascia della mia età, che forse sono un po' meno, un po' più restii anche magari nel fermarti, ovviamente le mamme e anche tante nonni e nonne che guardano i miei video, quindi proprio una fascia molto ampia. E del fatto di essere fermato in giro, mia stessa è la prima volta che una persona mi ha fermato per chiedermi se potevo farmi una foto con lei. Ho detto ma veramente te la vuoi una foto con me? Cioè, perché ti rovino. E da lì è partito tutto, però fa piacere, nel senso ovunque posto mi muovo, perfino in montagna, non mi ricordo più il posto c'erano persone che stavano facendo gli arrampicati in mezzo ai monti e mi hanno detto siete tutti amici e quindi no, ti fa piacere. Ma quello che fai, il successo che hai avuto, è un lavoro? No, al contrario del pensiero di tante persone, questo per me non è un lavoro, o meglio è più un hobby. Io ho il lavoro come commesso, che è quello che svolgo tutti i giorni, e i video li faccio nel tempo che mi resta. Infatti tante persone hanno l'idea in testa che quando vedono nei video, anche magari a volte persone che vanno in negozio, mi guarda e mi fa ma lavori tu anche? Ovvio che magari uno vedendoti nel telefono, vedendoti sempre nei video, crede che sia un lavoro concreto, però per il momento, se mai sarà un giorno ben venga, però per il momento è solo un hobby. Che oltre a fare il Mona ha lavoro anche. E possiamo dire che tu hai una duplice identità, quindi Francesco un ragazzo e Marisa la nonna veneta. È difficile, facile giostrare queste due identità, e in quale ti identifichi di più soprattutto? Allora, guarda, ti dirò la verità che all'inizio mi identificavo più sulla mia. Adesso ormai sono Marisa a tutti gli effetti. A parte gli scherzi, ho sì la seconda identità, per non dire anche la tripla, perché tra Marisa, tra Fernanda, tra tante persone che credono che io mi chiami Filippo, che sia un problema, mi vedo ovviamente come Francesco, però tante volte, essendo appunto una persona molto casalinga, mi vedo come la Marisa. Infatti secondo me ho 20 anni, lo dico 21 perché non ne ho ancora compì. Mi sento proprio di avere 72 anni. Secondo me mica sbagliare a mettere la data di nascita sul certificato. Quindi potremmo dire, Francesco, che è stata proprio la tua spontaneità a determinare quello che è il tuo successo. Allora, da una parte ti dico di sì, nel senso che vedo tanti video magari di persone che non sono spontanee, ma che magari costruiscono troppo il tutto e diventa una cosa molto complicata. Essendo spontaneo, secondo me entri
molto di più nella testa, nel cuore delle persone, e anche riesci a passare un messaggio che sicuramente è migliore rispetto a fare una cosa veramente studiata, montata lì fissa, che ti stai attento a non sbagliare. Quando faccio un video, via, prima, buona e ciao. Con questa Marisa quanta vita avrà? Beh, insomma, ragazza, 82 anni, spero che arriva ai 100. No, nel senso, io soprattutto con le nonne venete ormai a novembre del 2022 sono 2 anni. Spero abbia ancora un lungo percorso e non finisca così, nel senso che dubito, perché ormai vedo che comunque il riscontro che ho avuto è stato abbastanza grande, e quindi credo continuerà ancora per un bel po'. Non mi pongo obiettivi, nel senso vivo giorno per giorno, consapevole del fatto che come è iniziata improvvisamente un giorno può finire, spero più tardi possibile, perché appunto è un divertimento oltre per chi mi guarda anche per me farli, e quindi vedremo. E Marisa come concluderebbe questa intervista? Cosa direbbe per salutarci? Bisogna come mettere io c'hai. E niente ragazzi, mi vi ringrazio, spero di avervi contentato, di aver risposto, si dice così, aspetta che io dica in italiano perché spero di aver risposto a tutte le domande, vi saluto, vi mando un abbraccio, fate i bravi, dai messa se si bravi, se non state a casa, e niente, ciao ragazzi!